lo sviluppo della rete fognaria è un'opera che io ho davvero tanto a cuore. Ho iniziato l'esperienza da sindaco col 33% di cittadini allacciati alla rete fognaria. Mi piacerebbe finire la mia esperienza da sindaco con oltre l'80% dei cittadini allacciati alla rete fognaria. Significa un grande salto di civiltà, un grande salto da un punto di vista delle politiche ambientali e soprattutto una città come Treviso, bella, accogliente, di cultura, turistica, non può ancora presentarsi senza rete fognaria. Ricordo che facciamo fognature e rifacciamo anche l'acquedotto, siamo forse la città col più basso indice di dispersione idraulica a livello nazionale, altro elemento virtuoso, però dobbiamo ancora lavorare tanto. Ringrazio Alto Trevigiano Servizi per il poderoso investimento che anche oggi ha presentato. Si parla di altri 15 milioni di euro investiti sulla città e questa è la direzione giusta. Quindi io ringrazio la mia squadra, il vice sindaco Manera, l'assessore Zampese, tutta la squadra dei consiglieri che ha scelto insieme a me questa strada che è coraggiosa, complicata, porta con sé anche disagi, perché la fase di cantiere con la chiusura delle strade, la fase dello scavo con la polvere, i rumori, la fase post cantiere, perché ricordo che non viene ripristinato immediatamente l'asfalto una volta posate le fognature, ma bisogna aspettare circa un anno, quindi con il dissesto della pavimentazione stradale. Però una volta che questo ciclo è completato, veramente consegneremo a chi verrà dopo di noi una città molto più all'avanguardia e soprattutto molto meno inquinata.